Giacinto ha anche questa qualità che è ricca, che è molto turgida e di un colore meraviglioso, ha un profumo molto molto particolare. Ovidio, nel suo libro delle Metamorfosi, racconta la storia di Apollo e Giacinto. Sono due giovani aitanti, baldanzosi, fanno sport, giocano assieme e proprio durante una partita di gioco con il disco, sfortunatamente Apollo uccide per sbaglio Giacinto. E Apollo è così sconfortato e così dispiaciuto della morte di questo ragazzo così bello che, tanto belli, fa crescere al suo posto e fa nascere al suo posto dei fiori che sono i giacinti, per ricordarlo per sempre. Se in questo momento di tempo lento avete voglia di leggervi qualcosa di particolare, di non troppo difficile, leggetevi le Metamorfosi, che raccontano di queste storie, queste trasformazioni di divinità in piante, in alberi, in cespugli, davvero molto molto particolari e molto piacevoli da leggere.